Un service dal tema Adotta un neonato è stato effettuato dal Lions Club Agrigento Chiaramonte, che ha visto la consegna di materiale didattico, penne, colori, quaderni, il tutto contornato dai dolcetti tipici taralli di Racalmuto ai bambini dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice a Santa Marta ad Agrigento. Nel corso dell'iniziativa anche l'incontro con una donna senegalese prossima a partorire una bambina, a cui il club ne adotterà la nascitura garantendo mensilmente ciò che le necessiterà. All'iniziativa ha partecipato anche il CIF di Favara con le donazioni di quanto necessario ai bambini, rappresentata dal presidente Antonella Monreale, coinvolto anche il comune di Agrigento con la persona dell'assessore alla solidarietà sociale Marco Vullo. Abbiamo il piacere di presentarvi questa sera un bel service che è iniziato il 31 agosto presso la Valle dei Templi. Durante lo spettacolo fatto in collaborazione con l'artista Claudia Rizzo abbiamo raccolto tantissimo materiale didattico per i bambini delle scuole. Questo materiale poi l'abbiamo in qualche modo suddiviso e stasera iniziamo con la consegna della prima parte del relativo materiale, di cui in questa sede abbiamo soltanto un piccolo esempio per tutta questa bella platea che ci sta guardando. La collaborazione continuerà anche successivamente con le altre associazioni presenti sul territorio al fine di poter essere veramente presenti laddove la cittadina di Agrigento necessiti della collaborazione dei Lions. Oggi siamo presso le suore ausiliatrici di Agrigento per distribuire il materiale didattico raccolto ai ragazzi che frequentano il doposcuola. Accanto a questa iniziativa c'è da sottolineare che come club abbiamo anche messo su un'altra iniziativa, quella di, su suggerimento chiaramente delle suore, su richiesta delle suore, di adottare un nascituro. Daremo l'assistenza per tutto l'anno del materiale che necessita al neonato, al nascituro. Qua abbiamo un po' di materiale, questo dobbiamo ringraziare il CIF di Favara, ha offerto già una prima parte del materiale. Io ringrazio tanto l'Lions Club perché ci sono venute sempre incontro nei momenti più difficili e ora sono venuta per dare questo materiale ai bambini che magari non hanno la possibilità di avere tutto. Allora, ora noi questo materiale li diamo man mano che ne hanno di bisogno. Ora facciamo delle cose e ringraziamo tanto perché la provvidenza è grande, veramente. Ringraziamo tanto sia l'associazione, quelle che si sono prodigati per questo, attenzionando i nostri bambini che veramente ne hanno bisogno, sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo iniziare la comunità alloggio per i minori in difficoltà. Abbiamo tutto pronto, mancano solo gli arredi e poi la parte burocratica che stiamo portando a Palermo e vediamo al più presto, speriamo di poter avere questi bambini. Ringrazio i Lions che ci danno l'opportunità e la possibilità di essere presenti in che cosa? In un'iniziativa straordinaria, proprio perché fatta nei confronti di quella fascia della società che a volte diventa debole, che sono i bambini, no? E allora grazie a questa donazione si dà un senso, un obiettivo, quello che attraverso il materiale didattico, attraverso quelle che possono essere momenti di difficoltà per qualche famiglia, poi diventa opportunità. Quindi un'iniziativa di questo tipo è ben accolta sicuramente dal Comune come collaborazione. E ringrazio i Lions per questa iniziativa fatta qui con le suore e non solo, perché successivamente una parte di questo materiale verrà donata ad un'altra associazione della città, me lo hanno riferito proprio adesso, che sono i volontari di strada, e quindi a brevissimo comunicheremo anche ai volontari di strada questa bella opportunità e possibilità. Quindi grazie a loro, ma soprattutto grazie al fatto che siamo in una città di solidarietà, una città solidale che sempre e costantemente attraverso queste iniziative va incontro a quelle fasce deboli della società. CIF comunale di Favara, no? E Maria Ghibellini Turco, quando sente qualcosa qualcuno che ha di bisogno corre, quindi la nostra casa è aperta a tutti, sia quelli di Favara che quelli di Agrigento, e quindi anche stasera noi siamo qua. Grazie a Lions che ci ha invitati e speriamo che il nostro contributo possa veramente dare una mano di aiuto a chi veramente ha di bisogno. Grazie. Grazie a voi.